Suona l'inno italiano, ma i toni sono quelli di un allarme. L'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti dipinge un paese a tinte fosche. A Venezia, nell'antica sala della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, davanti a una platea di autorità e personalità, il procuratore capo della magistratura contabile, Carmine Scarano, lancia un duro richiamo contro la corruzione sempre più dilagante. Dall'attuale contesto politico-sociale emergono elementi che delineano quotidiane soprusi e consolidate malversazioni, rivelando una crisi morale ed economica che spesso spinge alla rassegnazione, crisi che coinvolge la gestione delle pubbliche amministrazioni e che continua a provocare difficoltà alle famiglie e al mondo del lavoro. La fiducia dei cittadini e delle istituzioni è gravemente intaccata dalla percezione di incertezza ed arbitrio. Il procuratore regionale auspica una tecnica legislativa più moderna e produttiva di norme organiche semplici ed efficaci. Solo così si può risolvere una corruzione che, secondo la Corte dei Conti, ha superato i confini tradizionali degli appalti fino addirittura ad orientare le stesse scelte strategiche dell'azione pubblica. La corruzione e la concussione si manifestano non solo con le modalità direttamente riconducibili alle corrispondenti fattispecie penali, quali le tangenti, ma trovano una loro sponda nel moltiplicarsi del peculato, del clientelismo, dell'utilizzo personale della ricchezza pubblica. Il maggior numero di pronunce della sezione riguarda il danno per disservizio con ripercussioni sull'immagine della pubblica amministrazione. A livello politico, invece, la magistratura contabile punta il dito contro lo sperpero di denaro pubblico. Secondo il centro studi di Confindustria, in Italia le società partecipate costano complessivamente 22 miliardi e 700 milioni di euro e il 58,3% di questi enti non sembra svolgere attività di interesse generale. La Regione Veneto, però, si è già attivata. Una legge e 2 delibere fissano il taglio del 40% delle società, mentre la provincia di Venezia vanta un bilancio sano. Abbiamo raggiunto degli obiettivi ambiziosi, basta pensare che circa 10 giorni fa siamo proprio stati premiati da parte dello Stato per aver anticipato quella che è una gestione del bilancio di tipo aziendale.